Urgofan, salve. Questo è uno spettacolo indescrivibile. È un pino che ha oltre 1000 anni. Siamo all'Andirimmarru, che vuol dire ghianda amara, a Portigeddu, in zona di Flumini Maggiore. Ed è un incantesimo vedere quest'albero enorme. Sopra gli è nato anche un ficco. Guardate, quella punta verde che si vede al centro è un albero di fico. Adesso c'è un po' di sole e si vede il desiderio di un albero di avere una pianta di fico, un pino con un fico. Ci sono degli accoppiamenti molte volte che sono strani. La bellezza di vedere una pianta enorme. Io adesso, senza inquadrare le persone che sono sotto a mangiare, ecco, guardate che cosa, la proporzione. Per abbracciarlo ci vogliono 5 persone. Gli sono state piantate intorno altre piante di pino proprio per proteggerla dal vento. È una cosa bella, è una festa. È una piazza rotonda con almeno 50 metri di diametro ed è bellissimo vedere questa cosa. Diamogli un nome a questo pino. Guardate che bello. Tutto intorno è attorniato di altri alberi di pino per dargli una protezione. Guardate. Salve. La mia contentezza oggi è quella di essere qui vicino a un albero che ha vissuto 1000 anni prima di me. Chissà cosa tutto ha da raccontare quest'albero. È incredibile. È veramente bello. Pino, complimenti. Complimenti Pino. Guardate la struttura in alto, che bella. Ah no, voi adesso non la potete vedere, sono io che adesso giro e ve la faccio vedere. Eccola qua. Eccola qua, guardate che cosa bella. Guardate la struttura dell'albero. Scusate, ma ogni tanto, siccome io non faccio l'operatore, qualcosa si sbaglia. Però le facciamo sempre queste riprese un po' sbagliate. La bellezza di quest'albero. Siamo sempre sotto il pino. Eccolo qua, siamo sempre sotto il pino. Che cosa trovo di particolare in questo posto? Oltre l'albero, la gente che mangia sotto. Qui c'è una famiglia che offre il pranzo, non a tutti, organizzano e offrono il pranzo. Io vi faccio vedere così spazzolando. Ecco. La cosa che più mi sorprende qui è vedere questi arnesi in pietra antichi che venivano adoperati per le macine del grano. Guardate che cosa incredibile, cosa bellissima. Ci sono dei quarzi, c'è un'ossidiana, ecco questa qui è un'ossidiana, questo è un quarzo. Guardate che bello. E poi tante altre cosettine simpatiche, però questa formazione di pietre che venivano usate come anelli per non far sfregare certi pali o certe cose, questi ci mancavano. Guardate che belli. Ce ne sono di diverse dimensioni. Niente, così per farvi vedere che siamo in un posto della Sardegna dove si trovano di queste cose di un periodo passato. Guardate. Avevano una funzione, venivano infilati dei pali, delle cose. Ecco. E poi delle altre pietre che curiose, tipo questa qua, guardate, simpatica. E torniamo sull'albero, sul pino, per farvi vedere ancora la bellezza di questo ombrellone naturale che ha oltre 1000 anni.
Troppo bello. Una cosa che non ha quest'albero, le scritte sopra. Non ci sono. Guardate che bello. Grazie Orguffa. Un saluto. Adesso vado a mangiare con tutti gli altri. Un abbraccio. Ciao, ciao a tutti.